Bella voglio, bentornati su Calcio Espresso ragazzi, io sono Vincenzo e oggi sono qui per lanciare un piccolo nuovo format che si chiama Analisi a freddo. E sì ragazzi, era un po' di tempo che pensavo di lanciare questo format perché le analisi a caldo sono belle, sono emozionali, ci facciamo trascinare dal momento, diciamo tante sciocchezze, ma spesso e volentieri non riusciamo bene ad analizzare i fatti, non riusciamo a dire magari anche le cose corrette. Stesso io, insomma, mi lascio andare in commenti che poi potrebbero essere letti in maniera sbagliata e quindi è meglio fermarsi almeno un giorno, analizzare un pochino più la partita, leggere dei commenti, leggere le conferenze, capire che cosa si dice un po' in generale, mettere un po' insieme tutto e provare a fare un'analisi buona e più oggettiva e sincera possibile delle partite. In questo caso, naturalmente, iniziamo con le partite del Napoli perché Calcio Espresso, come sapete, è un canale dedicato tendenzialmente più al Napoli che alle altre squadre, anche se ci stiamo allargando nei nostri orizzonti e piano piano magari arriveremo a fare un'analisi a freddo magari dell'intera giornata di Serie A. Ma partiamo appunto con Napoli-Verona 2-2. Naturalmente ragazzi non odiatemi, ma se vi fa piacere lasciate un like al video, magari iscriveteci perché così ci supportate e ci fate continuare in questo bellissimo progetto che è Calcio Espresso. Bene, voglio, dopo aver sbollito la rabbia di ieri, perché chi segue il canale lo sa quanto fossi arrabbiato ieri dopo la partita, dopo che è finita la partita Napoli-Verona, ho pubblicato uno short su YouTube naturalmente, il video è stato pubblicato su tutte le piattaforme, quindi lo potete trovare facilmente, ho detto una serie di cose insomma su cui sono stato ampiamente criticato, offeso e mandato a cagare, posso capirlo, ma in realtà ragazzi vi svelo che l'ho fatto anche un pochino apposta, ma ero comunque molto preso, molto trascinato dalla situazione. Adesso andiamo ad analizzare la partita un pochino più a freddo per capire esattamente che cosa è successo e che cosa ha portato in pratica il Napoli a pareggiare in casa contro il Verona. Partiamo dalla formazione iniziale ragazzi, naturalmente qui nessuno sta minimamente mettendo in dubbio che il Napoli non abbia i giocatori per vincere partite del genere, ma sicuramente i tantissimi infortuni stanno in ogni caso condizionando la stagione, questo lo sappiamo, abbiamo praticamente una squadra fuori, è rientrato Meret, altrimenti veramente potevamo schierare gli 11 titolari insomma infortunati tranquillamente, questo fa sì che chiaramente a volte la stanchezza un pochino si fa sentire. Rispetto alla partita contro la Lazio, Conte inserisce Gutierrez e inserisce Lang perché per far rifiatare Spinazzola e perché naturalmente Neres è infortunato e quindi si parte con quest'11. Partenza purtroppo molto compassata, molto lenta, un Napoli che nelle ultime uscite ci aveva abituato ad un inizio partita molto, come dire, strafottenti a livello fisico, no? Insomma andando a 200 all'ora, andando a contrastare, diciamo andando duro a duro appunto nei duelli, vincendo tante seconde palle, cioè recuperando tante seconde palle. Invece all'inizio partita è stato veramente molto molto compassato, tanti errori tecnici, tante situazioni quelle situazioni mezze e mezze che si vengono a creare nelle partite che non sono state vinte e che hanno fatto prendere un po' di fiducia al Verona. Questo inizio compassato, questi errori tecnici portano il Verona ad andare in vantaggio con una bella azione di contropiede, la prima in assoluto della sua partita, una buona manovra che ha portato addirittura al gol di tacco di Frese. Ragazzi, naturalmente mi viene da ridere, ma non perché non possono fare azioni del genere o Frese non possa segnare di tacco, ma perché chiaramente è incredibile insomma come hanno sviluppato quell'azione. Stiamo parlando comunque di una squadra che con tutto il rispetto è tra le ultime in classifica, quindi ci siamo un po' stupiti tutti e di quell'azione naturalmente c'è stato, diciamo, un errore della difesa, non so se piccolo o grande, perché Frese, insomma, se voi avete visto la partita, parte praticamente dalla linea di difesa, si fa tutto il campo, scende, passa dietro di Lorenzo, nessuno lo vede arrivare, nessuno lo vede passare, nessuno lo contrasta e va a chiudere, insomma, l'azione di tacco. Quindi Verona in vantaggio. Siamo stati presi un po' a freddo, ma ripeto, vantaggio anche relativamente giusto perché il Verona stava facendo la sua partita, chiuso in difesa, cercando di ripartire. Alla prima ripartenza sono andati in vantaggio, situazione perfetta per la partita di Zanetti, insomma, per come l'aveva sicuramente preparata Zanetti. Detto ciò, arriviamo all'episodio che ha scatenato un'enormità di polemiche ieri sera e lo sta scatenando ancora oggi. Chiaramente l'episodio del rigore sul fallo di mano di Buongiorno. Ragazzi, è un episodio che taglia totalmente le gambe al Napoli, mi permetto di dire questo. Io ho detto tante altre cose nello short che ho pubblicato ieri sera, ma è un episodio di un rigore totalmente inesistente.
Poi chiaramente ognuno ha la propria opinione, quindi non metto in dubbio che possiamo, insomma, si possono vedere le cose diversamente. Però è davvero una situazione assurda, io comunque mi sento dire l'ennesimo scandalo che gli arbitri e il VAR, insomma, stanno facendo quest'anno, ma non solo con Napoli, assolutamente, anzi, il Napoli è quella tra le meno penalizzate sotto certi punti di vista, ma in tante altre situazioni, soprattutto con la Lazio, ma anche con l'Inter, con la Juve, col Milan, insomma, stanno facendo degli strafalcioni assurdi, e ieri è stato l'ennesimo episodio, insomma, di questa serie di errori che stanno facendo. Rigore secondo me totalmente inesistente, l'ha detto in realtà anche Marelli. Indubbiamente Buongiorno tocca il pallone con la mano, ma andando a saltare c'è un fallo chiaro di Valentini, insomma, su Buongiorno, praticamente col braccio, non dà una gomitata, ma si appoggia anche abbastanza violentemente dopo il salto per andare ad ostacolare Buongiorno, quindi quello è fallo. E detto ciò, parlando di regolamento, il regolamento dice che il VAR deve richiamare l'arbitro solo su un chiaro ed evidente errore o se c'è un chiaro dubbio in una situazione di gioco. Non mi sembra che in questa situazione ci sia stato un chiaro ed evidente errore dell'arbitro, non mi sembra che ci sia stato un chiaro ed evidente dubbio se poteva essere rigore o meno, quindi onestamente c'è stato anche il doppio errore perché è stato anche chiamato al VAR Marchetti per andare, insomma, a rivedere la situazione e assegnare poi il rigore. Io non ci volevo credere, ragazzi, mentre succedeva questa cosa, ma è stato poi assegnato il rigore che Orban ha segnato 2-0 per il Verona, e chiaramente in quel momento il Napoli un po' gli è stato tagliato le gambe e un po' poteva anche buttarsi a terra. Detto ciò, noi proviamo un attimo a riorganizzarci, il Napoli prova a riorganizzarsi, il primo tempo finisce un po' in crescendo, ma senza creare chissà che cosa. Secondo tempo che inizia in maniera diversa, nonostante un paio di situazioni create dal Verona a inizio secondo tempo, il Napoli è molto più arrembante, è molto più cattivo, va al doppio della velocità. A un certo punto Conte inserisce Spinazzola per Gutierrez, che comincia a fare tutta la differenza del mondo perché Spinazzola spinge, salta l'uomo, corre, insomma sembra molto più pimpante di Miguel, che purtroppo è stato un po' sottotono anche nel primo tempo. E cominciamo a macinare il gioco. Io posso dire, poi me lo direte voi nei commenti se pensate che io abbia ragione o meno, che praticamente il secondo tempo l'ha giocato solo il Napoli. Un secondo tempo che doveva essere, cioè abbiamo giocato un secondo tempo come dovevamo giocare il primo, che chiaramente non abbiamo fatto, e questo è stato chiaramente comunque una problematica ai fini chiaramente del risultato, questo mi sembra logico. Però secondo tempo finalmente arrembante, finalmente si vedono delle cose per arrivare finalmente poi ad accorciare con il gol di Scott, il gol di McTominay, che arriva su un evidente errore di Montipò, ragazzi, è inutile dirla diversamente, un cross discreto perché abbiamo sempre grossi problemi a crossare. Io continuo a dire questa cosa, ma sono penso 2 o 3 anni, forse anche di più, che dico che il Napoli ha problemi proprio sui cross, non c'è gente che sa crossare bene o non riescono a farlo durante la partita, non vi so dire, spesso almeno, non sempre. Un cross decente, Montipò esce male e Scott fortunatamente accorcia, e quindi chiaramente tutto fa presagire a un arrembaggio totale del Napoli, che effettivamente ci sta, e arriva tutto questo per arrivare al gol annullato a Rasmus Højlund. Ragazzi, ci siamo incazzati tutti sul gol annullato ad Højlund, ci siamo veramente, penso che tutti abbiamo urlato davanti alle TV, ma al regolamento alla mano è un gol che purtroppo va annullato, perché se c'è il tocco di mano, se viene anche solo sfiorata la mano, il regolamento dice che dato che Højlund nell'immediatezza del tocco di mano segna il gol, Højlund, nel senso qualsiasi giocatore nell'immediatezza del tocco di mano segna il gol è assolutamente da annullare, non si va a vedere la punibilità e tutte le altre cose, insomma tutte le altre situazioni che si possono vedere in altre occasioni di tocco di mano, ma semplicemente viene punita l'immediatezza e quindi è sempre un gol da annullare. È stato fatto anche in tante altre partite, quindi la regola è sbagliata o comunque non è giusta, si potrebbe cambiare la tipologia di decisione, nel senso si potrebbe cambiare un pochino la regola per far sì che queste situazioni possano essere lasciate correre, anche perché comunque Højlund, come in tante altre occasioni, altri giocatori avevano la mano qua, quindi rimbalza e non fa nulla per avvantaggiarsi. Siamo d'accordo, però detto ciò, gol da regolamento da annullare, quindi in questo caso giusto così, e
andiamo avanti. Dopodiché il Napoli continua ad attaccare, ragazzi, un secondo tempo giocato veramente ad alti ritmi e questa cosa mi fa piacere, e la cosa divertente è che la pareggiamo con l'inserimento di un difensore, perché Conte inserisce Marianucci, alza Politano, alza Di Lorenzo e incredibilmente il gol arriva dall'asse Marianucci Di Lorenzo, con Marianucci che fa veramente una finta, penso da trequartista quasi, fa un bel passaggio al centro per Di Lorenzo che riesce ad anticipare Montipò e a metterla sul primo palo. E anche in questo caso, ragazzi, Montipò secondo me sul secondo gol del Napoli anche ha delle chiare, insomma, colpe, perché lì comunque è vero che viene preso in controtempo, il gol è bello, il tocco di Lorenzo è bello, però secondo me lì il portiere potrebbe fare di più. Quindi un secondo piccolo regalo di Montipò che ci fa pareggiare la partita. Pareggiata la partita, ragazzi, naturalmente arriviamo al finale, che è stato sicuramente arremmante da parte del Napoli. Ha cercato in tutti i modi di provare a portare la palla nell'area di rigore del Verona per cercare di andare a segnare addirittura il 3-2. Finale però fatto naturalmente in maniera un po' caotica, poca lucidità, molta stanchezza, perché comunque ci sono stati veramente e continuano ad esserci tantissimi infortuni, la rosa è relativamente contata, le energie cominciano a un certo punto a scarseggiare, soprattutto a un certo punto della partita, quindi è anche logico che si vada a chiudere la partita più o meno in questo modo, cioè è difficile essere lucidi a fine partita, anche perché purtroppo alcuni giocatori non stanno rendendo come dovrebbero, come ci aspettavamo. Cioè, per esempio io, e così chiudiamo l'analisi proprio in generale, andando anche a cercare di guardare un po' i singoli come hanno giocato. Se pensate per esempio alla partita di Buongiorno, la partita di Buongiorno è stata una partita veramente sottotono sotto tanti punti di vista, mi è sembrato veramente spaesato in campo in alcuni momenti, un giocatore che era totalmente diverso l'anno scorso, che andava sempre in anticipo, che contrastava giusto, che difendeva bene, che metteva sempre il corpo davanti. Ieri mi è sembrato veramente un giocatore totalmente in confusione in alcuni momenti, e questo è il motivo per cui magari sta giocando più Juan Jesus in questo momento rispetto a lui. Vado a pensare a Lang, ragazzi, che è tante chiacchiere e poco campo per il momento, perché Lang ha avuto diverse occasioni, non le ha sfruttate appieno, un solo gol fino ad ora in Serie A, tante giocate fine a se stesse, poca incisività, qualche assist buttato qui e lì, ma niente di eclatante. Insomma, un giocatore che vale meno della metà di Neres in questo momento, che purtroppo era infortunato ieri. Oppure per arrivare naturalmente a Lucca, che io ho tanto difeso fino ad ora, ma che continua purtroppo a fare prove molto inconsistenti, anche entrando per pochi minuti. Non riesce a fare minimamente la differenza, così anche come per Gutierrez, che ha fatto un primo tempo molto opaco. Sostanzialmente, ragazzi, la prestazione è stata comunque questa, cioè il 2-2 è stato comunque determinato da una serie di fattori che sono chiaramente non mi viene il termine, io perché ho il termine ma non vorrei fare strafalcione, che si sono tutti allineati, ecco, nella partita di ieri contro il Verona. Quindi un pareggio che alla fine dei conti può risultare anche corretto, perché un primo tempo fatto sottotono dal Napoli, un secondo tempo sicuramente fatto a 200 all'ora. Ci sono stati sicuramente degli episodi che hanno indirizzato un pochino la partita, una gestione arbitrale anche per quanto riguarda i falli e i cartellini molto contestabile in alcuni momenti. Però io, detto ciò, abbiamo anche un Rocchi che ha segnato un 8.6 alla partita di Marchetti e di Varini al VAR come valutazione, quindi evidentemente noi e la maggior parte dell'Italia non capiamo nulla, diciamo, e va bene così, mettiamolo così, giusto per non aggiungere altro. L'unica cosa che volevo aggiungervi è che Varini al VAR è lo stesso che era al VAR di Atalanta-Roma, in cui Scalvini ha segnato contro la Roma un gol praticamente di braccio. Quindi giusto per capire, quando parliamo di episodi, quando parliamo di arbitri che stanno facendo strafalcioni, che sono scandalosi sotto certi punti di vista, è perché andiamo chiaramente a valutare anche tutti gli episodi, o almeno la maggior parte degli episodi che succedono un po' in tutti i campi di Serie A. Comunque, questa è stata la mia prima analisi a freddo, sicuramente molto migliorabile. Vi prego, scrivetemi nei commenti cosa posso migliorare, in cosa posso migliorare e come. Noi ci vediamo in live stasera per il post partita di Napoli-Verona e per l'analisi un po' in generale della situazione che c'è stata dopo questa giornata di Serie A. Ci vediamo alla prossima puntata delle analisi a freddo. Forza Napoli sempre e grazie a tutti.